Buonasera a tutti, visti TV, il tenore di oggi di 19 dell'Ampata 2020 Kimbe. Bene, siamo tornati sul appuntamento su Manzano, a 7 novas, cominciamo diretto da una parte da questo bello che veste sopra di Saida, che ti viene come in cornicia bene, la scampagna nostra, Esaida, e poi abbiamo questa stela, ma questa sono sempre determinata dal fatto che la fotografia sono fatta dal Sabino del Bizzi TV. Bene, ecco un'altra fotografia, raccorso, e poi andiamo su Saravallo, poi dire quanto si presenta a di oggi, 28 gradi, temperatura massima 20, temperatura minima, chelo o libero tutto la die. Crasa, che Napura, che lo libero fino a sauna, poi coccolatteggio e poi torna libero da Sassesi in poi. 31 gradi, temperatura massima, 19 gradi, temperatura minima. Cominciamo con un toccamento ed olo che dopo che effettuare le zero, che mi sta arrivando troppo lavorato questo manzano, il toccamento. De repente, a 72 anni, in quel molto Tonino Oroneso, connotto Basseggio, frate e Nenneta, Licia, Lia, Attore, Ciriaco e Arcangelo. Persone di simpatia, con nota e benecherfita da essa vita. Pugnata allegria fai dare chinisse, ca aiata vinas una capacità di fare la battutella minore ma azzeccata, cioè adatta a questa occasione, insomma. Ma telefonatura te la via, devo contare questo punto. A Manzano, Tizzo, proprio che sa Vinesa sua, no? Eh, di dare qualche tocco particolare a queste cose. Bustiamo, vi deve essere successo cosa, mannato, no che battono una betta gazzella. Cioè, su betta gazzella, e ti riferite a su fatto che ti insolita la gazzella in questa posizione, in questo momento. Asa mancare, sì, a tutto canto. Io che non colgo, che questa macchina mi acchiappia le timbendere, che ha sempre qualche cosa da minare. E poi va, potete tornare pure una canna, può dire comunisca, su cuppolo, che ma in certo coso. Sa canna, può si comunisca. La mantenza, può ammento, sì. Adios. S'interro Eschenapoli a vinti, Crasa, a sa Decche in sacreia del suo miracolo. Condolenze alle pazienze, a sa famiglia tutto da parte dei bizziti. Andiamo da innantisi, abbiamo una bella nuova, insomma, da dare. Ecco, in questa rassegna importante, Festival diretto da Cristiana Rocca, che praticamente è un festival che riguarda l'ambiente cinematografico, avrà una apertura il 18 giugno, che ha tappeto appunto in Via de Edesi, con il film Pixar Elio, Martina Pixar Elio, Martina Stella era madrina, Michael Ramazzotti presidente della giuria, venne presentato da artista Marco Marchese Borrelli l'opera Robot Primitivo. Chi è arte sul palco puoi spiegare questa associazione che è stata tra a questo evento del Filming Italy che in questo robot primitivo che è ispirato a Sol Gigante del Monteprama, Biarcat Ursula Ruiu. L'artista Marcondiro e la project manager Ursula Ruiu saliranno sul palco e racconteranno come è nato il progetto, la straordinaria collaborazione internazionale con la Fondazione Carlo Rambaldi, intitolata al premio Oscar italiano celebrato in tutto il mondo. Questo è un evento importante, bisogna vedere quanta gente ha partecipato a questo evento che bisogna stato prima.
l'opera Il robot primitivo dell'artista Marco Marchese Borrelli, nome d'arte Marco Ondino, sarà presente al Filming Italy durante la serata del 19 giugno, cioè oggi. L'artista Marco Ondino e la project manager Ursula Ruiu saliranno sul palco e racconteranno come è nato il progetto e la straordinaria collaborazione internazionale con la Fondazione Carlo Rambaldi, intitolata al premio Oscar Custeco. Per le tematiche inerenti e collegate alla salvaguardia ambientale, Filming Italy Sardegna Festival rinnova anche la sua collaborazione con Fare Ambiente, movimento ecologista europeo per lo sviluppo sostenibile, di cui è presidente il filosofo Vincenzo Repe. Tanti i personaggi presenti in Sardegna durante le 7 edizioni precedenti, una sfilza di persone, come evidente, Alessandro Nicola, ma una serie di Arder Granan, Valeria Gollino, Vanessa Huckens, Claudia Gerini, tanti personaggi che hanno partecipato a questo evento. Quindi abbiamo l'onore di avere una paesana nostra, Ursula Ruiu, che è dentro di questo evento di importante che avveniti in Sardegna. Complimenti Ursula, eh, sei bravissima insomma, cioè io poi ti riconosco una capacità e un'intelligenza eccezionale insomma, e quindi è il giusto che venga messa a frutto, che venga posta a profitto e che appata sul riconoscimento e sul risultato che merita. Andiamo da innanzi e facciamo che è arrivato sul circo a Bizzi. Tomorrowland Circus, su 23 de Lampedusa e Stimbizzi a Sassette in piazza Sproni. Oggi a Bortedie in numero questa manifestazione in piazza pro la Palestina, pro cercare di gabbare questo genocidio che veste in Palestina, in un bel l'imperialismo, in questo caso imperialismo israeliano, che si furono a terra e lo si sperdenne come popolo. Che poi che hanno un popolo sti spirito, qualcuno si colle a terra, e là che sua, si che la colleta intro e poi narrata chi è sua, come è successo in altre situazioni storiche, uno si colle a terra e sosatelo, e poi la difende come che sia sua. Stereotipie di genere nelle canzoni italiane, a cura dell'Associazione Archimolo, con Franca Carboni. Attraverso i testi e le musiche di ieri e di oggi analizzeremo insieme il tema degli stereotipi di genere. Giovedì 19 giugno, ore 20, Piazzetta Pittalis. Bene, prima di colorare, voglio dare una particolarità che ha per Reionato, e cioè la particolarità adesso il diverso tipo di lana, cioè canno la lana è nittusa, da essa vecchese, e ne selezionata e va tre tipi di lana. La lana pulvona zinarata zena, tanto este chi so signore, se so, schi, si lo potevano permettere, sia chi era salfracca, sa de ena, sa scarsa de ena, su resi de ena. Poi s'altra parte, sa chi restata, cioè finché ho prima zena, queste sa Michele, sa lana prusu de valore, prusu importante, poi bella, e poi finché ho capuru su offedu chi este su resto dessa lana. Cioè è un laninzo, insomma, ecco, chi ne posta banna e poi su si narrata chi lo pica sossorica se possiamo che desunido. Salana de Mesania, cosa viene chiamata misturu o ammisturu, che est es ammisturu de salana chi è stata
e da qui pure bianche carta, fracasa, a tesinarata e, e ateroso urese, insomma, e così via, che però non sono del valore canto cussuato da essa lana, da essena, da essa lana, insomma, proprio da essa tieniti selezionata per primo, e chi dal massaia subito, filontana, sinché la tiraiana banna, ponne anche le profeto e appunto opera già a Uresi, come nato carta già a te cose, a vracas, di prima qualità. Ecco, questa è una curiosità che ha paragionato questo Balzano e quindi voglio che gli comunicare a tutto quanto. Bene, andiamo da innantesi sul giornale arriviamo su coppie, stereotipi e canzoni. Bitti in conto con la psichiatra Carboni e il musicista Farina. Stasera a Bitti, nella suggestiva cornice di Piazzetta Pitalisi, all'interno del contesto musicale, si terrà un evento a metà strada tra la riflessione nei rapporti di coppia e gli stereotipi di genere e come queste dinamiche abbiano influito nel campo della musica popolare, in particolare nei testi di celebri canzoni dalla seconda metà del secolo scorso ad oggi. L'appuntamento, promosso dall'Associazione Socioculturale Achimol, è patrocinato dall'amministrazione comunale. Avrà come protagonista la scrittrice e neuropsichiatra Franca Carboni, che sarà affiancata dal giornalista e musicista Pacchito Farina. L'interessante quanto originale appuntamento culturale sarà una ghiotta occasione per analizzare e scavare nei testi di composizioni che hanno influito non poco nell'immaginario collettivo, nella formazione di una coscienza e di una slang nazionale popolare che, messo a confronto con le produzioni attuali, risulta essere enormemente più introspettivo e critico di quanto possa far intuire l'appellativo di musica leggera. Importante, io purtroppo non vi posso essere, a in maniera che BCTV sia presente, ma non tramite me. Muore sotto la lastra di granito, purtroppo questo è successo in Burgosò, Pietro Bua, 73 anni, si trovava nella cava che aveva lasciato ai figli e purtroppo è successo proprio che magari se non bisogna stato travagliarne. Tragedia in un'impresa familiare, il maso si è staccato da un carrello. Rifiuti, stretta sugli incivili, arrivano le telecamere mobili. Queste stiano restano, ma bollo so, le genne questo po', una che batte urgenza pure dello hacker in zona nostra, io sono a Olbia, la te la dire, tutto la spiazzola non basta una piazzola, chi siete che ne arga. Il comune amplia il sistema di controllo in città e nelle campagne, modifiche al calendario della differenziata e alle zone di ritiro. Non comprendo come funziona questa telecamera mobile, ma comunque, mezzo schibapata controllo. Gli ori di Tarros trafugati nell'Ottocento si trovano al British Museum. A Londra i 275 reperti. La Fondazione Monteprama chiede la restituzione e bisogna tornare imbolicato in fossa e murta. Non saranno i fregi del Partenone, ma sono comunque preziosi e anche questi non stanno a casa loro. Sono gli ori di Tarros, trafugati nel 1800 e ospitati al British Museum di Londra. L'imminente ritorno a Cabras di 275 reperti acquisiti dal Museo di Bridgton tra il 1861 e il 1874. Segna senza dubbio una svolta storica per l'archeologia sarda, dopo che per secoli Tarros è stata depredata e saccheggiata dei suoi tesori, ma questa del British Museum è una storia per quanto possibile ancora più intrigante. Le rovine di Tarros, spiega Ilaria Orri,
archeologa, curatrice dell'area archeologica, rimasero a lungo visibili e di conseguenza furono sfruttate per secoli come cava di materiali per edificare costruzioni nella vicina Oristano e nei nuovi centri urbani del giudicato di Arborea, perché andavano l'occupo poi nei sacri. Da Brigstone faranno ritorno a Cabras i gioielli sottratti tra il 1861 e il 1874. Vabbè, loro egiziani pure lo hanno depredato, che li hanno furato tutto, venuti in due parti sul mondo. Satta, sfiduciato dai progressisti, ma il PD frena sul rimpasto. L'assessore all'agricoltura verso il cambio di casacca. Uniti per Todde o M5 Stelle, cioè significa che cambiare de partito. La vittoria di Nuoro, netta anche oltre gli auspici di gruppi e partiti già dimenticata. Da quella elezione sono in evoluzione dinamiche dentro ai partiti e ai gruppi in Consiglio regionale che potrebbero portare a breve a cambi di casacca. Il risultato ottenuto però è una cristallizzazione della situazione, a cominciare dal passaggio più atteso, la segretaria dei Dem, dal passaggio più atteso, la segretaria dei Dem. Il PD, la segreteria, scusate, dei Dem, che deve ponere una segreteria, il PD, nell'ultima direzione regionale del PD è emersa l'ipotesi di far slittare almeno all'autunno la scelta del nuovo segretario regionale sulla carta del deputato Silvio Lai. La situazione politico-istituzionale è stato il senso degli interventi in direzione la situazione istituzionale è stato il senso degli interventi in direzione obbliga a non cambiare gli equilibri dentro e fuori partito. Un passaggio solo in apparenza oscuro. Il primo passaggio certo della gestione Lai, infatti, sarebbe stata la richiesta di una verifica politica in giunta. Far slittare il voto però per la segreteria è anche una mossa per prepararsi ai passaggi legati alla decadenza, e cioè tutta manovra che sono premuninne. AVS vuole cambiare la legge elettorale. Previsti il ballottaggio e più rappresentanza. Il capogruppo RU soglia di sbarramento al 2% per partiti e coalizioni. Tambene si dia colare una cosa legale. Formaggi, il record delle esportazioni. Agroalimentare, assolate, narrata chi? Il fatturato nazionale di 5,4 miliardi messo a rischio da guerre ed inflazione. All'estero oltre 32.000 tonnellate di pecorino romano. Cresce il valore del settore. Questo è a livello italiano, questo articolo, ma di questo 32.000 tonnellate di pecorino romano, la Sardegna praticamente è nata quasi su 90 proprio. Appello e consulta sul caso decadenza. 10 giorni di fuoco. Legale di Todde al lavoro, ma slitta la decisione della giunta sul nuovo conflitto di attribuzione. Cioè, praticamente che fare questo ricorso e battapito che slittamento. Entro il 28 il ricorso contro il verdetto del tribunale, poi l'udienza a Roma. Cioè no, che hanno innanzi dai ricorso contro ricorso. Il ricorso in appello è in cottura. Ci stanno lavorando i 3 avvocati sardi della Presidenza e della Regione con la supervisione dei due processual civilisti romani che hanno contribuito a cambiare il suo approccio su tutto ciò che è legato al caso decadenza. Si batta processual, non sono due avvocati, due processual, cioè quindi bessa assistenza romana, semus a posto, in cui scritto sono bravissimo, in che vi ho te perdone, noi schiamo non manco a che non ricorso,
e tanno ecco che arrivano al due processo romano, niente meno. Da un po' di tempo Alessandra Torri ci tiene a distinguere i piani. Un conto sono le questioni giudiziarie che vanno trattate nelle aule dei tribunali. Un conto è tutto il resto, su cui, allo stato attuale, non c'è alcun motivo concreto per non andare avanti. Questo è un punto di vista naturalmente disinteressato. Turismo e agroalimentare trainano l'isola. PIL, prodotto interno lordo, e occupazione meglio del resto d'Italia. Carchinova barrivata, nonostante però questo non si trasforma in affezione e permanenza del Sozzovero di Sardegna. Il report di Banca Italia, crescita economica in Sardegna, ma è lenta. Vabbè. Sole, mare e spiagge al posto di fabbriche e ciminiere. Può piacere o no, ma la Sardegna si è confermata anche nel 2024 turismo dipendente, ringraziando il comparto delle vacanze per la crescita di PIL e occupazione superiore alla media italiana. Un traino che ormai si consolida anno dopo anno, dirottando decine di migliaia di lavoratori da industria e manifattura, entrambi in crisi cronica, verso l'accoglienza turistica, la ristorazione, i servizi alle imprese collegati al grande circo vacanziero. Ricurso dei Krimofak, ricurso a Chimus. Terzo mandato, il tempo stringe, se guardiamo il tempo di mandato, il presidente della regione, in cui chiaramente veste chi è, specialmente la Lega, può evitare un terremoto interno a Lega, che era chi Zaia, Ventata, Torra e Letti. Maturità, damos un mensos augurios a sos alunnos, a sos studenti che sono impegnati all'esame di maturità. Buona fortuna e buonos prospettos, forza, pizzoccono, andate ad innanzi. Oltre 12.000 sardi sui banchi per la prima volta, per la prima prova di italiano. È la generazione che per il Covid saltò l'esame di terza media. Trump, ultimatum, usiamo in politica internazionale, ultimatum definitivo all'Iran per i negoziati è ormai troppo tardi. Questo Trump ormai ha dato una moda politica. Come mi pare che non solo Trump si può permettere di andare una cosa oie e sul contrario in casa. Tutti i leader mondiali si sono adeguati a questo metodo. E sparano, tanto non è chi deve mantenere fede a suo cananato. Finché lo potete cambiare. Che l'ha fatto Trump, lo potete fare che chiunque, insomma, oramai. E questo è ciclotimico. Una di nella ratuna e casa nella si incontrare, attacca guerra, non attacca guerra, a che concordato, non fa che concordato, è putiniano, è scontro putiniano, bacchetta tra Zelensky, poi Lucarigna, e così via, come ha bacchettato lo francese, ha bacchettato. E l'ultimatum definitivo, quello offerto dal Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Questo ultimatum è un penultimatum, bisogna sempre un attimo dopo, all'Iran, con cui ha ammesso di aver perso la pazienza, per cui ha ribadito la richiesta di una resa incondizionata. Il prossimo passo potrebbe essere un intervento diretto dell'esercito americano, anche se Trump, parlando con i giornalisti fuori dalla Casa Bianca, è rimasto vago. Non posso dirlo, nessuno sa cosa farò, manco isse. Intanto però i media americani hanno rivelato che 4 bombardieri B-2 dell'esercito degli Stati Uniti sono stati avvistati sull'isola di Diego Garcia, una base militare nell'Oceano Indiano. Si tratta degli unici velivoli dell'esercito statunitense in grado di trasportare la gigantesca bomba MOP, abbreviata per Massive Ordnance Penetrator, una bomba da 12,3 tonnellate, probabilmente l'unica in grado di distruggere l'impianto nucleare iraniano
più impenetrabile, cioè quello di Fordovo. Dobbiamo deve essere preparando l'arricchimento dell'uranio poacre la bomba atomica. Intanto, riservisti militari 10.000 da richiamare. Il centrodestra si muove sui riservisti militari. La Commissione Difesa della Camera dall'8 luglio esaminerà il progetto di legge a prima firma Nino Minardo, deputato leghista, sull'istituzione della riserva ausiliaria delle forze armate. Così mobiliteremo rapidamente, in situazioni di necessità e urgenza, del personale già formato e addestrato dalle forze armate medesime, sottolinea il presidente della Commissione Difesa di Montecitorio. Però il leghista sono contrario a Suriano, ma in cui pure non fa che nulla, si può cambiare idea di Assad. La sfida di Teheran, Teheran, resa nessuna pietà se ci attaccano. E quindi Khamenei este appedanne contro l'appellatore americano, bombardieri B-2 nelle basi americane dell'Oceano Indiano, praticamente Trump lo sta preparando, ma non è nato chi attacca che potete cambiare idea da un momento all'altro. Khamenei prepara la successione. Khamenei è cercando di riservare la vita, iscritti chi dimettinesi praticamente ha la possibilità di scampare. Oltre al figlio, altri due possibili nomi tra gli Ayatollah, cioè praticamente che succede in questa dittatura, diventano reames praticamente, così Khamenei quindi scommente un re, basta una successione del carattere familiare, insomma. A 86 anni compiuti, l'Ayatollah Ali Khamenei ha senza dubbio le stimmate del sopravvissuto, dopo aver condiviso in gioventù la galera del regime dello Shah con compagni di cella comunisti, essere sfuggito agli albori della rivoluzione islamica e ad un attentato dinamitardo che gli ha lasciato segni permanenti sul corpo e aver sfidato per decenni USA e Israele. L'attacco del piccolo Satana sionista, cioè Israele, associato da una certa retorica al grande Satana americano del passato, lo ha costretto a trasferirsi in un bunker blindato nel sottosuolo di Teheran con la famiglia e un nucleo di fedelissimi, da dove continua a dettare la linea. Una scelta obbligata che lascia però a Khamenei, se non altro, l'opportunità di riflettere su chi potrebbe fargli da erede se il sistema di potere reggerà al vertice della gerarchia sciita dello stato del mullah che ha da essere erede. La rosa dei favoriti a credere Morad Weiss, analista di Iran International, canale di informazione non imparziale, legato ad ambiente dell'opposizione in esilio con base a Londra, potrebbe ridursi a tre nomi. Il primo è quello del figlio secondogenito della stessa guida, il 55enne Mojtaba Khamenei, chierico di medio rango a causa dell'età, allevato comunque dal padre per 27 anni con incarichi di crescente responsabilità politica, fino a diventare uno degli uomini più influenti nella definizione delle linee strategiche recenti del regime, una figura troppo giovane forse per la tradizione sciita, ma che potrebbe scavalcare contendenti più ieratici in tempi di crisi. E quindi va bene, cioè che la successione dai babbo in fifth. No, poi no, cama. Ma questo l'abbiamo già adesso. Andiamo alla ultima pagina di oggi, il grande dilemma di Trump, colpire o usare diplomazia. Putin mette in guardia Washington, patto segreto con gli USA, che corvo che in corvo a suo solito non si inchiocca, nasocro, è chiaro.
chi a pranghere essere sempre al berbecche. Bene, che in questo tancamoso e non diamo l'appuntamento torna a casa. A samatessimo. A menzo vedere di buona tutto da BC TV. Adioso e menzo da casa.